Cesana Torinese, Cortina d'Ampezzo, queste le due ipotesi tornate sul tavolo a poche ore dall'incontro del CDA della Fondazione Milano Cortina previsto per oggi a Milano, anticipato da un vertice politico in cui erano presenti entrambi i presidenti di regione Luca Zaia, Attilio Fontana e i sindaci Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. Un incontro che non ha dato al territorio le risposte che aspettava. Restano le due ipotesi sul tavolo, ma poco trapela. C'è stato un ampio confronto, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, volto alla condivisione di tutte le tematiche e all'avvio di un percorso di approfondimento che si completerà nei tempi già condivisi con il Comitato Olimpico Internazionale. Nella nota si legge anche che l'incontro è servito ad avviare i lavori per aggiungere il Veneto alla candidatura di Lombardia e Trentino ai prossimi Giochi Olimpici giovanili invernali del 2028. Coincidenza vuole però che nelle stesse ore la deputata Luana Zanella presentasse questo esposto alla Corte dei Conti per fare chiarezza su quanti soldi pubblici siano già stati spesi e sul perché sia stato impiegato tanto tempo. A Cortina per la rimozione della vecchia pista sono già stati spesi 3 milioni e 800 mila euro. Ieri nel tardo pomeriggio un lancio d'agenzia faceva sapere che il progetto per Cesana prevede un investimento di 33,8 milioni ed un anno di tempo per i lavori, una cifra decisamente inferiore a quella prospettata per l'adeguamento della pista di Cortina. Ma dalla regina delle Dolomiti la Confcommercio inizia a fare la voce grossa. Ritengo comunque che se ci viene tolto qualcosa, perlomeno ci venga ricompensato in qualche altra maniera. Il territorio si aspetta questo, abbiamo fatto grandi sacrifici, quindi andiamo con intelligenza a operare sapendo che ci sono degli operatori economici, i miei associati, che hanno speso tempo, risorse per questa grande manifestazione. Non lasciamoli soli.